con Filippo Pavone al termine della vittoria del tuo Chievo e grazie anche e soprattutto del tuo Manone, perché nonostante il 4-0 però poi vedendo effettivamente la prestazione hai fatto 2 o 3 interventi veramente miracolosi. Sì, hanno avuto delle occasioni, siamo stati bravi a farci trovare pronti tutti. Quando abbiamo avuto occasioni noi le abbiamo realizzate quasi tutte oggi, quindi è un risultato importante e meritato. Alla 36esima partita finalmente ti abbiamo visto in campo da titolare, esci dal campo tra i migliori in campo se non il migliore in campo. Sì, è stata un'attesa lunga, Ricky ci ha messo un po' a prendere conto giallo, però volevo farmi trovare pronto e sono contento. Qual è il segreto comunque di farsi trovare pronti, no? Senza la ruggine addosso e poi per esempio il primo intervento che hai fatto quasi distinto, hai attaccato la palla, sei uscito e hai sventato una conclusione praticamente diretta in porta sotto il 7, vuol dire che comunque il lavoro settimanale durante questi mesi poi paga, ma anche mentalmente direi. Sì, la parte più difficile magari non giocando è mentale, comunque stando sul pezzo tutta la settimana, però ci sono ruoli e ruoli e sapevo che quest'anno sarebbe stata così, ho accettato e andiamo avanti così, se ci sarà l'occasione spero di farmi trovare pronto di nuovo. E poi comunque nonostante no, il nubifragio, la tempesta che si è abbattuta come spesso accade qui a Sona, memorabili comunque storici tutti i tifosi Northside che hanno continuato sotto la pioggia e il vento a incitarvi fino al 94esimo. Sì, assolutamente, soprattutto considerando che è giovedì e comunque erano tanti e nonostante il disastro che è venuto giù a inizio secondo tempo, sempre rimasti lì dalla nostra parte a darci una voce da seguire, quindi grazie anche a loro, ma non solo per oggi, per tutti gli anni passati qua. E adesso secondo te cosa si apre per il nuovo Chievo, no? Questa nuova fase con l'entrata no, in società di questi nuovi soci? Tu che sei praticamente, cioè hai diritto a dire qualcosa perché comunque sei qui ancora da proprio il giorno zero, no? Insieme anche a mister Allegretti, quindi cosa speri per questa società che ormai ti sei tatuato quasi addosso? No, spero di riuscire insieme a tutti gli altri a ritornare nel professionismo il prima possibile, quello è l'unico obiettivo. E per quanto riguarda l'entrata dei nuovi soci, li abbiamo conosciuti, sono presentati dicendo che hanno voglia di far bene, hanno visto una possibilità, credono in noi e quindi adesso dobbiamo solo lavorare e continuare così. Quindi l'augurio è comunque di rivederti in campo non tra le 36 giornate ma prima, dai. Quando capita. Grazie Filippo.